Ci spostiamo ora a Pordenone, dove venerdì 5 dicembre al Cinema Zero ci sarà una serata che si intitola Jazz in Friuli Venezia Giulia, musica e immagini di un jazz davvero speciale, una serata proposta da San Vito Jazz e Circolo Culturale Controtempo, una serata in cui sarà presentato il CD Jazz in Friuli Venezia Giulia volume 1 e dei video da visioni sonore. Jazz in Friuli Venezia Giulia volume 1, come dice il titolo, è una raccolta di 12 brani, ci sono anche 2 inediti, 12 brani di musicisti del Friuli Venezia Giulia, un disco edito dall'etichetta Arte Suono di Stefano Amerio con le foto di Luca D'Agostino e le note di Flavio Massarutto. Cioè il CD contiene anche un libretto di 28 pagine, proprio una bella guida esaustiva del jazz in Friuli Venezia Giulia, che presenta davvero un ricco panorama di musicisti che vanno da Francesco Bearzatti a Giovanni Maier, da Massimo De Mattia a Daniele D'Agaro, solo per fare alcuni nomi. Quest'ultimo, Daniele D'Agaro, tra l'altro è stato nostro ospite e faremo una notte speciale con intervista, chiacchiere e musica dal vivo con Daniele D'Agaro. Ma noi torniamo al disco Jazz in Friuli Venezia Giulia volume 1. Vi dicevo, la serata di Pordenone, quella di venerdì 5 dicembre, per presentare questo disco sul palco Francesco Bearzatti, Yuri Daldan, Romano Todesco e Alessandro Mansutti, a seguire Massimo De Mattia e a seguire ancora Lorena Favot, Gaetano Valli, tutti i musicisti presenti in questo disco, da cui ascoltiamo proprio uno dei 2 inediti. L'album Jazz in Friuli Venezia Giulia, primo volume, il brano che abbiamo scelto, firmato dal flautista Massimo De Mattia e dal pianista Bruno Cesselli, in settetto, un inedito registrato nel 2011 con la presenza da sottolineare al vibrafono di Luigi Vitale. Il brano si intitola Eric's Mood.